Guarda che sarebbe interessante capire la differenza tra una GoPro 9 Black e questo vecchissimo iPhone. Guarda le cose da pulire qua. Questo vecchissimo iPhone 8, non il Plus, l'8 normale. Sarebbe veramente interessante capire la differenza. CP, soprattutto in zona di buio, vediamo come saresti te CP, non lo so. Beh, a monitor ovviamente sia come colori, fedeltà dei colori, ok, che dettagli vedi decisamente meglio sul telefonino. Cioè stiamo parlando comunque di una telecamerina da 500 euro, ragazzi. Io adesso vedrò i risultati poi ovviamente, ma io sto registrando con un telefonino che ho preso usato a 200 euro. Entrambi stanno registrando andiamo nelle zone buie, entrambi stanno registrando a 4K a 30 fotogrammi al secondo, quindi insomma il formato poi di uscita in fase di editing sarà quello, no? Sarebbe interessante, sì ragazzi, sarebbe veramente molto interessante capire. E perché non iniziare questo vlog proprio con il telefonino? Singano, perché non fai una puntata dove dici provo a fare il vlog col telefonino? Ma guarda, l'idea non sarebbe neanche male, solo non so ancora, devo ancora lavarmi il viso, non so neanche come sono preso. Ho visto che c'è tanta gente che fa i vlog col telefonino, certo. Ma qua siamo in situazioni proprio difficilissime, perché è una giornata un po' nuvolosa, è di primissima mattina, siamo dentro un camper, guarda, con tutte le tende chiuse, quindi proprio il test estremo, ok, il test estremo. Però stavo dicendo, tanta gente fa i vlog col telefonino, però necessiti prima di tutto un microfono, ok, un microfono a collegare al telefonino, se no senti tutto wattato, tipo adesso, insomma non è il massimo. Se tu sentiresti la differenza tra questo audio e quello registrato con un microfono, vedrai che è completamente tutta un'altra roba. Seconda cosa, i migliori telefonini per registrare i vlog sono gli iPhone, perché hanno un'intelligenza artificiale nella fotocamera e una qualità della fotocamera che è unica nel suo genere. Ho provato tanti Android, Xiaomi, Huawei eccetera, che hanno i 64 megapixel, 200 milioni di megapixel di fotocamera, ma cosa serve se la qualità è piatta e fredda? La difficoltà di fare i video con questi telefonini non è il montaggio, perché vabbè c'è chi li monta al telefonino, ma tu puoi scaricare poi nel computer e far tutto dal computer, quindi come fosse una normalissima telecamerina. Il problema è la capacità della memoria, hai capito? Che abbia inizio il vlog. Andiamo ragazza. You're the night sky trying to make me see your stars, but the dark gets lonely. Now I see violet, I can feel silence. E così eccoci qua su un oramai vecchissimo iPhone 8. Ma prima di fare un vlog è necessario invertire l'ordine dei cassetti. Così ora mi sembra tutto più ordinato, e soprattutto la roba pesante è nel basso, come tu mi insegni, mentre la cosa pesante è nei ripiani alti. Monta su con me ragazzo, che andiamo a piedini per Sandona di Piave a montare delle ventole in una scheda video di un cliente che fa rumore. Cioè non è tanto il cliente che fa rumore, è proprio la scheda video. Sky. You're the night sky hiding behind dark gray clouds. I can't figure you out now. I see you're blue. There is so much cold in you, and the silence is so loud when you go. I just stay dancing with my shadow all day. Watch the time. I can't find the point where to pass the line, but you're the night sky. I'm trying to see your stars, but I've
sky. You'll always be my night sky. You'll always be my night sky. You'll always be my night sky. Ammu. Il gatto! Il gatto! Il gatto! Il gatto! Allora, in questo caso potresti essere interessato alla reale differenza tra una Sony A6006 con obiettivo Sigma 16 mm e microfono Rode. Dovrebbe essere Video Mic Go. Il tutto, diciamolo, fuori dai denti per un totale di 2.100-2.200 euro circa, compresa anche la schedina micro SD da 300 megabit al secondo in scrittura e il cavallettino della Manfrotto. E il rig anche, beh sì, siamo anche sulle 2003, contro le 200 euro circa di un iPhone usato acquistato su Amazon Warehouse, ovviamente senza microfoni, quindi insomma starei sentendo anche la differenza. Però nel caso in cui, io adesso devo ancora vedere se realmente possono essere carini i video girati con iPhone, perché magari li sto un attimo ingrandendo, in realtà poi magari possono essere porcherie, o appunto possono essere porcherie, quindi sta a te vedere, sta a te decidere, e starà anche a me vedere quando sarà ora di editare questo video. Questa guida può essere di aiuto non soltanto a chi vuole avere un canale YouTube o a chi già ce l'ha, ma anche per tutti coloro, che immagino quasi tutti, manco il 99% della popolazione mondiale, che vuole tenere, conservare un ricordo, no, del suo passato, magari dei bambini, dei primi passi, le prime gite, capito, tutte quelle cosine là. E giustamente, insomma, c'è una bella differenza tra un ricordo fatto magari con un telefonino da 50 euro e un ricordo fatto con una macchinetta a 2000 euro, hai capito? Però la tecnologia, come sai, avanza, quindi il concetto chiave dove io volevo arrivare è se si riescono comunque a ottenere dei video belli o decenti con un iPhone 8, o rigirala con un telefono da 200 euro. Una cassa Bluetooth che ti fa anche da falsa lampadina. Sì, la lampadina, esatto, ti metti, sì, da qualche parte, da mangiare fuori, te metti fuori, luce. Che simpatica. E beh, anche una bella luce calda da candela proprio. Sì. Ma sì, però aspetta, perché è vero, non hai seguito il discorso. Mirko ci ha detto, no? È stata fatta una proposta di legge, contami. Esattamente, di far sì che i camper, cioè mezzi speciali, si possono guidare fino a 42 quintali e 5, sarebbero 4.250 kg, che sarebbe praticamente il peso che già noi possiamo fare se abbiamo un 35 quintali più carrello a 750, che fa sempre 42,5. È una roba che già in Europa, in alcuni paesi c'è già, quindi vorrebbero fare una cosa tutta uguale per tutti. Sarebbe bello, soprattutto per te, Yuri. Non invidiatemi. Ravioli, sento questo profumino di formaggio. Esatto. E dopo, aspetta, perché mi sta intrippando bene sta roba di filmare col telefonino. E dentro cosa abbiamo? Ripieno di patate?
Via. Voletemi bene lo stesso. Visto in Italia spiato. Aspetta, perché esatto, sto mangiando dei piatti tipici ucraini con ma guarda che bene che si vede questo telefono, guarda che sono veramente curioso. Anche vino ucraino. Esatto, cioè non si scherza, no, da Giorgia. Giorgia sarà la moglie del tipo che imbottiglia. E dopo contene Mirko. Beh, a grappa no, stavolta salto perché... Grappa del suocero. Esatto, l'Alessia ti saluta, ho visto qua le notifiche, che non mi ricordo se l'avevo detto nel video, è usanza in Ucraina farsi la pallottolina di grappa prima di mangiare, hai capito? No, io salto stavolta, Silvia non salta. Ma sto misto è carote, cipolla? Cipolla e verza, cappuccio, no, verza e peperoni. È sempre tipico ucraino, no? Sì. E questo forse l'avevo provato l'altra volta. No, non l'hai provato. Quella è salata, fredda, surimi, Che pesce? pesce, uova, formaggio e mais. Com'è che si chiama? Avrà il suo nome particolare, sì, giustamente. Sì, su base pesce, cioè non so, in italiano tradotto. Buon appetito, scusate. Non c'è uovo nell'impasto. Solo bene. farina, sale, acqua. Ma è veramente molto buono e particolare, che è un po', a parte tipico ucraino, ma si potrebbe dire che è tipico furlano ucraino. Perché in Furlandia, no? Come tu ci insegni, è usanza mangiare il frico. Il frico è una sorta di frittata, chiamiamola, Sì. di formaggio Esatto. e patate. Non odiatemi. Yeah. Lezione sulle armi proprie e improprie da imbriaco, quindi puoi immaginare cosa capisco io. No. Cioè mi faccio il video per capire poi quando sarò sobrio. Arma impropria è quella che praticamente... No, Questa è un'altra arma propria. sì, perché tu hai tirato dal campo. Che Mirko era E questa carabinieri, insomma. abbiamo... Questo lo avevo in campo. Ecco. Fino ucraina. Io ho fatto confine con l'Ucraina con un'arma propria così. Beh, vabbè, ok, ma il discorso camper, scusa, se io cucino, cioè... No, devi avere punte La diverse. punta non deve essere così, deve essere... Ma quando mai tu visto un coltello con a punta che fa così? Ci sono? Fa vedere quello piccolo. Camiglio tutti con a punta. Sai No, come? e sono tutte armi proprie. No, sono... Mirko la dita che è armi che offende, cioè i me cortai che dice a uno pirla, mona, stupido. Questa deve essere. Questa è un'arma impropria. Vedi come curva. Sai Questa serve per tagliare, ma non Allora, è Mirko, offendere. adesso sempre le offese un attimo, ma metti che uno dovesse ascoltare da imbriaco, cosa vuol dire impropria? Propria vuol dire che è pronta a offendere, pronta a ok. colpire, Ok. in qualsiasi caso. Impropria, Quindi non c'è a una parte la proprietà. punta, che vedi come è fatta la punta, Ok. non è pronta a colpire. Beh, insomma, No, perché scusa no? no, Ma se ti acciappa a parere scusiete che fa così a uno, quello è un altro discorso. Ma è classificata arma impropria. hai capito? Questa si ti trova in camper, non Eh. succede niente, anche se è lungo così, appunto, non ti succede niente. Cioè, te copa uno compagno, no? Però per un discorso burocratico che la appunta... Legge italiana. Sì, Legge sì. italiana. Ma infatti ti pare che... Si ti trova in camper, Uccio. anche questo, Ma mi tocca dar via tutte le stoviglie adesso. no, anche questo, Insomma, i cortelli a Barbie, poi si in regola. ma soprattutto per superare i 4 E vabbè, per forza non sono avuto tagliare da mangiare con lei del cortello. per legge italiana c'è così. Mamma 4 mia. dita arriva al cuore, arma propria. Te lo scappa, poi una denuncia. Ma è sempre se uno dovesse essere imbriaco, il discorso che un'arma offende, come che lei? No, propria offendere o impropria offendere. Certo, capisco il tuo punto di vista. Ma se è difficile, l'Italia non sta mai a fare questi Leggi discorsi italiane. da imbriaco, sì. Sono i predatori prima o poi. A un certo punto. Ma anche questa vuole? Sì, Però sei impropria. Così impropria. Questa è impropria. Anche Ok. se una forbice che è punte, però sei impropria. Infatti una volta sono andato a comprare in scontriglia era scritto proprio forfe impropria, era scritto. modo per riuscire a sopravvivere a lungo in posti come. Non ti puoi portare in giro al di fuori dell'Europa una bestia così. Ah no? No, te rischi di andare dentro. Ecco. È sequestro immediato, sì, sì, cosa. Del cortale. Ma te rischi di andare dentro.
certi stati. Forse il sequestro immediato del cortello, uno seranga un occhio, lì andare dentro che Sì, ma che non daranno quattro armi. ah, addirittura fa un cortello da cucina. Bisogna Cambia. conoscere tutte le leggi di altri stati. Guarda che ad esempio anche Un'armeria, almeno le una famose pistole al peperoncino. In Eh. Italia si è ammessa, ma in altri stati no. Ma in Ok. Francia ti qua la pistola al peperoncino. Da domani. E te fa un corso. Abbiamo un problema. Ma in Francia è storia del peperoncino, 60 anni che io dico, ancora dagli anni 90. Ma io non sopporto che roba lì. Avuto poca. È stato bellissimo. Gratis. Sì, non stiamo parlando solo di droga, ma è per un discorso di sicurezza, no? Perché ragionavamo, no, vero Mirko? Sul discorso che io me ne ero uscito, ho detto, ma è strano, no? Che tipo in montagna c'è meno delinquenza, non è tutti questi spacciatori, che le tipo in pianura o piuttosto che in città del mare, no? Guarda, chissà se sarà l'altitudine che crea queste robe, no? Cioè, è strana. No, non è la mentalità di quelle zone là, però Ah. come ti ho già detto, da che parti là c'è la criminalità, c'è, perché magari Ma in proporzione, no, cioè mi credo è che minimo. Trento in confronto degli ESO, non è che mi verso il camper come che ti verso gli ESO, tipo. Ti dico, io Trento ci ho dormito in libera tranquillamente, nessun problema. Vabbè, chiaro, ma bisogna vedere il cioè sentendo Parlo le del centro persone. Trento, parlo del centro Trento, è Sì, sì, praticamente zona ferrovia, ok? Alle 6 dovevo sloggiare, alle 6 di mattina, Discorsi seri da imbriaghi. forse ho fatto 50 metri, devo trovare un altro poliziotto e chiedo loro, lì vai là, giù, a destra, mettiti lì a dormire e sei a posto fino alle 10, non ti rompe le scatole a nessuno. Sì, sì. Per dirti. Vabbè, ecco, noi che abbiamo trovato dei poliziotti così gentili a Cattolica, che ti sconsiglio vivamente di andarci. C'è un parcheggio che costava tipo una roba tipo 18 euro, una roba del genere, parcheggiare. Pensa a te, noi in Puglia, in una spiaggia da Caraibi, abbiamo pagato 15 euro un campeggio concorrente. E là, disdotto per parcheggiare. Lavorati a volte, come che... Sì, ma tanti Come vicino Garda, parcheggiare, Ah, ho sì. detto 17 euro. zona Garda, sì, Eh zona sì, vabbè, ma cos'hai? Cioè, Niente. perché? per chi fa apposta per scoraggiare i camperisti. Vabbè, però ragazzi, dai. Eccolo. Oh, baby, understand me.